Io sono Elena D'Orlando, sono la direttrice attualmente del Dipartimento di Scienze Giuridiche e vi porto quindi i saluti in tale veste, ma ho l'onore di portarvi anche i saluti in nome per conto del magnifico rettore dell'Università di Udine, che doveva essere qui con noi questo pomeriggio, ma che purtroppo è stato colto da un impegno all'ultimo minuto, deve incontrarsi con il vicepresidente Riccardi proprio per discutere di temi connessi alla gestione della post, speriamo, emergenza sanitaria, che riguarda anche ovviamente il nostro Ateneo, studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo. È per me davvero un piacere poter ospitare nella nostra università, che Rossano ama chiamare Università del Friuli, non solo Università di Udine, questo evento, e che tra l'altro è frutto di una cooperazione che noi come Ateneo e anche specificamente come Dipartimento intratteniamo da tempo e in modo direi reciprocamente proficuo con il settimanale Il Friuli, ma anche con Telefriuli, con cui anche le colleghe qui presenti, penso a Valeria Filì, ma la stessa Marina Brollo, hanno avuto occasione di collaborare in alcune trasmissioni specialistiche sui temi del diritto del lavoro e non solo, e più recentemente il Friuli ha ospitato anche le opinioni di molti docenti del nostro Dipartimento che hanno voluto dare il loro contributo in una lettura di questa esperienza tremenda che abbiamo subito nel corso degli ultimi mesi, l'emergenza sanitaria, mettendo in evidenza, in relazione alle specifiche discipline in cui ognuno di noi è impegnato, le maggiori criticità che sono emerse. Quindi davvero, ripeto, un piacere poter ospitare la presentazione del libro di queste confessioni di 3 sindacalisti friulani, 2 dei quali, devo dire, conosco personalmente e con i quali ho avuto il piacere di intrattenere già diversi rapporti in passato, sempre sui temi dell'autonomia, e dialogando con i quali, dico la verità, mi sono sempre sentita particolarmente a mio agio. Ecco, Ferdinando Ceschia l'ho conosciuto invece leggendo le sue confessioni. E quindi sarà un piacere poterlo ascoltare, diciamo, dal vivo. Non voglio sottrarre ulteriore tempo alla presentazione del libro e dei 3 autori. Ringrazio ancora Rossano Cattivello per aver voluto condividere con noi questa iniziativa e gli cedo la parola. Grazie Elena per le splendide parole. In questa prima fase cercheremo di ingolosirvi alla lettura di questo libro, di questa pubblicazione che andrà nelle edicole venerdì, in allegato al giornale, e sostenuto anche dalle 3 sigle sindacali, dalle segreterie provinciali che sono anche qui presenti con i loro segretari, che saranno protagonisti della seconda parte dell'incontro. E un libro che è nato da una mia provocazione nei confronti di uno di questi 3, già sindacalisti dagli anni 70 a ieri, qualcuno è ancora impegnato, tuttora, nel sindacato in altre forme, una provocazione che voleva portare a un libro non saggistico, che non doveva sostenere delle tesi, ma che volesse raccontare dei valori e un pezzo di storia del nostro Friuli attraverso la loro diretta esperienza. Quindi, facendo un pochino anche di violenza morale, sono riusciti a raccontare aneddoti, esperienze, cioè parti di vita vissuta da loro, che vanno a comporre un mosaico con tante piccole storie, vanno a comporre la grande storia. Il titolo, Confessioni di 3 sindacalisti friulani, contiene in sé, in queste 2 righe, 4 concetti molto importanti. Il primo, confessioni, non ha nulla a che fare con la religione, non ha nulla a che fare con la giurisprudenza, con i tribunali. È ispirato semplicemente alle confessioni di un italiano. 3,
Tre perché sono tre storie parallele, diverse tra loro, ognuno con delle caratteristiche particolari, rispecchiano anche, sono tre strade che hanno preso all'interno dei tre sindacati confederali, sindacalisti, perché sindacalisti non è un mestiere, come tante altre, chiamiamole professioni, se non hai una certa dose di passione e di pazzia, non le fai, e se le fai non le fai bene. Friulani è quello un valore aggiunto, è il valore aggiunto di un marchio identitario, culturale, sociale, che poi si traduce anche nell'azione del sindacato, del fare sindacato. Ho voluto spiegare un po' la parte, il titolo, la copertina di questo libro, ma vorrei far parlare loro soprattutto, no? Che partendo, andiamo così, semplicemente per questioni logistiche da Roberto, capire se questo libro ti ha svegliato qualcosa in te, ti ha mosso qualche cosa di particolare rispetto a 50 anni di attività sindacale. Partito dalla Sapago. Sì, in realtà il fatto che Rossano ci abbia orientato, tra virgolette, costringendoci sempre tra virgolette a non fare i vecchi saggi, a non spiegare il mondo, a non fare un saggio per l'appunto, o avere l'ambizione di fare saggistica, mi ha costretto a pensare a cose concrete, a episodi concreti della mia azione sindacale. Per cui non ho fatto il vecchio saggio, ma ho ricordato alcuni episodi in cui francamente mi sono trovato anche abbastanza a disagio, leggerete se volete. Non ho raccontato le vittorie, ma sostanzialmente non dico le sconfitte, ma almeno i pareggi, ecco, che abbiamo fatto come sindacato in alcune aziende, ad esempio con alcune vertenze. Ma la cosa che mi ha, alla quale mi ha fatto pensare di più, è il fatto che, come dice Natalino Giacomini, noi siamo figli di un sindacato particolarissimo, che è la FLM, Federazione Lavoratori Metalmeccanici. Certo, lui mio figlio ad esempio, però c'era davvero un sindacato eccezionale in questo paese, l'FLM, quel sindacato che sognava l'unità organica, che poi non c'è stata, e anche quella d'azione è andata a pallino, tanto per essere chiaro, anzi è andato ad Aldo, che dice partito, non si può dire. Però comunque è stato un imprinting importante per tanti di noi. Io mi ritengo un sindacalista metalmeccanico sostanzialmente, e sono antisiderurgico, e sono confederale proprio tanto in quanto sono metalmeccanico, perché i sindacati autonomi corporativi nella mia generazione erano i sindacati delle categorie forti, protette, o pubbliche o dei monopoli, tanto per essere chiaro. Non c'erano sindacati autonomi nei metalmeccanici. Adesso non è più così, come sappiamo. I sindacati autonomi sono forti in alcuni settori anche del lavoro privato. Il sindacalismo confederale stenta a rappresentare quello che io chiamo il nuovo proletariato. Per cui mi ha fatto ricordare di dover scrivere, insomma, una ventina di pagine, non di più, per questo libro, che sono, nonostante abbia fatto il confederale per tanti anni, un metalmeccanico, e ripeto, sono stato un confederale a tutto pieno proprio perché metalmeccanico e mai legato a istinti corporativi che invece, insomma, ci sono e qualcuno anche accarezza ogni tanto. L'altra cosa che mi ha fatto ricordare questo libro è il fatto che sono per l'appunto un sindacalista friulano, con tutto quello che questo comporta. Io ho sempre ritenuto la mia azione sindacale, la mia responsabilità sindacale dentro il perimetro di un territorio, di una comunità. Non mi piacciono quei sindacalisti che parlano sempre dell'altro e non rispondono invece, come dire, al loro punto, al loro territorio. Se non hai identità non sei nulla. Io sono metalmeccanico e friulano, queste identità le ho e sono ben contento.
dopodiché certo che devi contestualizzare a livello nazionale, interregionale e addirittura planetario, visto che siamo nella globalizzazione, il tuo territorio, la tua comunità, la tua economia e il tuo mondo del lavoro. Ma o parti da là oppure fai chiacchiera. Per cui ecco, mi è servito a ripensare, a ribadire queste due cose. Sono confederale perché mi sono meccanico e sono friulano, e in quanto friulano ho agito per il bene della mia comunità. Ad essere molto sinceri, diciamo, l'elemento che mi ha attizzato di più in questa proposta era la scelta di una linea leggera, ironica, di lettura della nostra vita, della nostra esperienza, eccetera. Credo che sia un'ottima chiave. La chiave della leggerezza non vuol dire mancare di sottolineare il rilievo e l'importanza di alcuni passaggi, significa un codice di lettura che consente alcune angolature critiche. Ho accettato questo elemento perché in realtà il mio legame con il sindacato è la somma aritmetica di tante piccole storie individuali. La cosa più importante che il sindacato deve vivere e difendere è l'ispirazione collettiva. Le cose vanno fatte insieme. Magari rallentare le corse individuali quando portano troppo avanti, non lasciare indietro nessuno e compiere uno sforzo per arrivare insieme. L'impronta dell'insieme, chiedo, come dire, conferma ai tantissimi colleghi di CGIL e CISL con i quali ho lavorato prima. Sono un sindacalista della ricostruzione, non mi sono fatto mancare niente negli anni della ricostruzione, prima come volontario nell'area del Gemonese e poi come operatore funzionario della mia organizzazione, della Feneal Will, per tutti grosso modo i 15 anni che ha visto durare la ricostruzione. Mi sono fatto un'idea diretta attraverso quel grande sforzo del tenore da cartolina con la quale molto spesso viene letta la ricostruzione friulana. La ricostruzione friulana è stato tutt'altro che un elemento di sinfonia, è stata la messa assieme di elementi di diversità che condividevano un obiettivo. È una grandissima lezione di storia. Le diversità non si azzerano, non si appiallano, è necessario che le diversità giochino il loro ruolo importante, ma è importante nelle fasi di passaggio che gli obiettivi siano chiari, siano comuni e condivisi. Questa è stata la storia della ricostruzione del Friuli. Non è stato la genialata di qualche politico al di sopra delle righe, è stato un elemento di sforzo collettivo fondamentale. Credo di poter dire, per averle vissute in prima persona, cosa ha voluto dire l'attività dei comitati delle tendopoli, la partecipazione appassionata fino alle 2, alle 3 di mattina a discutere che cosa avrebbe dovuto essere la nostra terra, cosa non avrebbe dovuto perdere. Il sindacato fu il primo soggetto che parlò di ricostruzione e rinascita del Friuli come un elemento di contenuto sul quale bisognava improntare una discussione profonda. Abbiamo celebrato il 40ennale e ci siamo presi l'iniziativa di dire come sindacato qual era l'angolo di lettura nostro di quel tipo di esperienza, perché bisogna dire con una certa sincerità che il sindacato da diversi anni è messo all'angolo. È saltata la filosofia democratica della partecipazione alla costruzione delle decisioni e degli orientamenti, si è pensato per un lungo periodo di fare a meno dei corpi intermedi, non solamente del sindacato ma anche delle centrali datoriali, la politica ha pensato di interpretare in prima persona, in assoluta solitudine alcune cose, e le difficoltà che abbiamo nel nostro Paese sono evidenti. Non esaurisco il ragionamento in questo primo intervento, ma credo che l'elemento che manca di più in questo paese ricco di problemi è proprio il ruolo della politica. Se manca il ruolo apicale, svolgere il ruolo da corpo intermedio è pressoché inutile. Se andiamo a leggere la storia più recente del nostro paese, vediamo che c'è stato un elemento nel quale questo sindacato ha salvato il paese.
Quando è esplosa a Tangentopoli i sistemi partito, il sindacato si è preso la briga in qualche modo di tenere insieme il paese. Io che sono un animale critico, perché penso che il sindacalista vero, come dire, tutto deve essere tranne che tappezzeria, deve avere anche uno spirito critico di lettura di alcune cose, questo ruolo di grande responsabilità forse è andato al di là e oltre i tempi necessari. Quando la politica ha pensato di essersi ricostruita le ossa dopo il grande bagno di Tangentopoli, ha pensato bene che del sindacato non c'era bisogno. L'ha messo all'angolo, lo ha contrastato. Credo il nostro sia l'unico paese nel quale forze della sinistra nate dalla storia del movimento sindacale hanno fatto di tutto per privare il sindacato e la classe operaia dei diritti che aveva conquistato in anni di difficoltà. Viviamo in un paese strano, in un paese che, come dire, non ha molti termini io lo amo questo paese per tantissimi elementi, forse anche per le sue contraddizioni, ma non posso fare a meno di pensare che alcuni elementi strutturali della storia più bella di questo paese, le pagine di democrazia più splendide che sono state costruite, le si debba proprio al popolo degli sconosciuti, di quelli dimenticati, che non. Avessimo avuto più spazio avremmo dovuto riempire questo libro di altri nomi e cognomi, perché la storia del sindacato è una storia di persone straordinarie. Non finiranno mai nelle pagine, credo che neanche noi guadagneremo il premio Pulitzer, insomma, per una serie di ragioni, però voglio dire, una parte fondamentale della storia del nostro paese è fatta da persone che non compariranno. Quelle persone sono straordinarie, riconoscere loro anche un piccolo spazio di protagonismo per essere ricordate per il lavoro meraviglioso che hanno fatto è un tempo ben impiegato. Sì, io mi hanno tirato dentro, no? Sì, no, dobbiamo dirci tutto, quindi perché una tirava e due sbuttava. sì, ecco, una tirava e due sbuttare, perché ho avuto modo di scrivere anche in altre occasioni qualcosa, insomma, no? E di lasciare testimonianza ai posteri, a me in fin dei conti non è che mi ha mai fregato molto, anche perché credo che le uniche esperienze vere, valide che uno fa sia quelle che fa lui. Tu puoi anche raccontargli le tue, se ha la bontà di starti a sentire, ti sta a sentire, dopo fa quello che vuole, giustamente, insomma, no? Anche gli sbagli, perché se non sbaglia come fa a formarsi? Poi vabbè, mi viene fuori con le confessioni, poi vabbè, il massimo, no? Sì. Ma vabbè. Quindi sì, poi ho acconsentito di buon grado e ho fatto la mia parte, insomma. Qui, secondo me, ci sono un paio di questioni che vanno riprese, poi io spero che il libro piaccia e dalla lettura del libro uno ricavi tutto quello che gli interessa, insomma. La prima questione è questa: sì, siamo 3 sindacalisti friulani e questo qualcosa vuol dire. Perché questa regione qui, poco prima che noi cominciassimo, nel 1963 è diventata speciale, fin prima era una delle sacrestie d'Italia, insomma, no? Miseria a pacchi e immigrazione che Dio la mandava. E allora, dopo, per tutta una serie di fattori che adesso qui non stiamo a considerare, si innesca un processo di industrializzazione confuso, contraddittorio, incasinato, ma che ti consente di mettere in piedi fabbriche, ti consente di richiamare persone dall'estero, ti consente un processo di industrializzazione che dura ancora, insomma, no? Con tutte le sue contraddizioni. E qui ha ragione Nando, ma ha ragione anche Roberto, insomma, no? Senza quelli lì che sono entrati in quelle fabbriche, questo Friuli qui non sarebbe andato da nessuna parte dopo. E
quindi c'è un riconoscimento, un ruolo che spetta alla classe operaia friulana, piccola, finché si vuole, incasinata, contraddittoria, ma che però ha contribuito, e non poco, al benessere generale di questa terra. Contributo poi per lo più misconosciuto, no? Perché sul Messaggero Veneto o vai quando baruffi, come oggi qui, ti danno 3 pagine, o vai quando muori, no? Perché c'è la pagina dei morti. E invece qui c'è un fermento, c'è stato un fermento, ci sono state lotte, sacrifici, battaglie, e noi quella epoca lì l'abbiamo vissuta direttamente, l'abbiamo vissuta da giovanissimi, cominciando da giovani. E allora, anche qui, io penso che non poteva capitarmi fortuna migliore. A 14 anni, dopo che con Brunzio Bisignano eravamo compagni di banco, li studiavamo latino, sono andato a lavorare in Ferriera. E lì trovi, insomma, no? Queste persone avevano fatto i partigiani, avevano contribuito, avevano salvato la fabbrica, che ti insegnano a lavorare, ma ti insegnano anche a vivere, a capire il mondo, a leggere il mondo, da quel punto di vista. E allora cominci a interessarti alla politica, scopri la politica, scopri il sindacato, scopri la classe, tutti quelli che lì sono per il tuo stesso motivo, che è quello di avere una paga con la quale poter vivere. Una volta gli ho detto a Pitini, no? Ma qua siamo tutti una famiglia, ma no cavaliere, dite che ognuno ha già la sua famiglia, non abbiamo bisogno di venire qua che ha un pari o ne mari, no? Almeno qua c'è bisogno di lavorare, si è incazzato, ma importa. E allora il paternalismo, e allora la scoperta della lotta di classe, che era la miglior cosa che mi poteva capitare dal mio punto di vista. E poi l'epopea della ricostruzione, no? Lì un popolo, e la classe operaia di quel popolo che si mette alla testa del processo, perché altro che sì, le 3 di notte, gli scioperi durante, le baracche, i preti, le ecclesie friulane, e a voglia. Quindi una serie di passaggi che ti segnano personalmente, che ti fanno conoscere delle persone meravigliose, perché veramente c'era saggezza. Io ne ho scritto di alcuni, insomma, magari avessi potuto scrivere di tutti. C'era responsabilità, c'era saggezza, voglio dire, c'era senso anche delle proporzioni, perché fosse stato per noi, anche qui non la dico perché se no non sto bene, se non ne dico uno ogni tanto. Quando ero giovane, io lì in fabbrica, che mi dicono, ma tu cosa pensi dei giovani di adesso? Ma a me non me ne frega neanche mica tanto, dei giovani, vedano loro, no? Quello che devono fare. Perché? Perché quando ero giovane io, quelli lì che io stimavo tanto, la frase più gentile che mi dicevano era quella di andarmi a tagliare i capelli, che gli facevo solo perdere voti. Allora, in questo tipo di rapporto, comunque scattava quel senso di appartenenza che poi è quello che ci ha permesso di crescere. E quindi sì, di scrivere quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo fatto, ma soprattutto quello che ha fatto un popolo, quello che ha fatto la classe operaia friulana, con tutte le contraddizioni, ripeto, con tutte le partite che sono aperte ancora oggi, insomma. E allora io penso che noi abbiamo soltanto scritto qualche pagina di un capitolo che bisogna continuare a scrivere, e altri dovranno continuare a scrivere rispetto all'epoca che verrà, alle cose che ci sono. Non è che abbiamo scritto tutto, perché qui io voglio chiudere anche con una considerazione rispetto alla parte finale della mia esperienza sindacale, che è quella ultima di adesso, che è l'esperienza dei pensionati. Ma no, in una regione qualsiasi. In una regione dove il livello di vita, l'aspettativa di vita è tra le più alte del mondo. Altra cosa è l'aspettativa di salute. Ma qui
tanti sono gli anziani, pochi i giovani, e una politica, come diceva Nando, che pare accorgersi molto poco di questa dimensione sociale. Perché qui quando parlano di vecchi, quelli lì che parlano tanto e scrivono, parlano sempre e pensano sempre a qualcun altro, non pensano mai a loro stessi. E invece anch'io una volta pensavo al vecchio come in termini di qualcosa di distante da me, adesso non più, assolutamente non più. E quindi ecco un po' così il cattivello. Dopodiché, dai, non so se ci sono altri giri qua di microfono, ma vedo che non ho neanche voglia di stare a dire quello. Facciamo un altro giro ancora, dopo lasciamo lo spazio ai sindacalisti di oggi, rapidissimo. Qualcuno di voi l'ha già accennato nel suo intervento. Ma ditemi, anche con 2 aggettivi, cosa significava fare sindacalista negli anni 70 quando avete iniziato e cosa significa fare sindacalista nel momento in cui avete completato il percorso attivo, ecco, nei sindacati, nella rappresentanza dei lavoratori. Prego. La dico in 2 parole. Nonostante la durezza dei tempi che Gino ricordava, la durezza dei tempi nel senso che Roberto Bobbio affermava che la Costituzione si fermava fuori dai cancelli delle fabbriche, ed era vero, poi con la legge 300 del 70 entrò in quasi tutte le aziende anche il diritto alla Costituzione, no? Però nonostante la durezza proprio dei rapporti, del lavoro, l'autoritarismo che c'era in tutta la società, nelle famiglie, anche in fabbrica ovviamente, il sindacato aveva riferimenti certi e saldi. Il primo era che tutti, sbagliando, pensavano che lo sviluppo economico, intendo, fosse infinito, che lo sviluppo economico infinito portasse con sé anche chiaramente lo sviluppo sociale, il benessere, bla 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 bla, no? Primo punto. Poi qualcosa non è andato proprio per il verso giusto a partire dal shock petrolifero, ma le scelte associate. Secondo, il sindacato aveva un riferimento certo che era, come sempre ricordato, la classe operaia, quindi una dimensione collettiva, perché i bisogni erano omogenei, non c'erano molte differenze. Chi rappresentavamo era uomo, maturo, perché si diventava uomini a 30 anni, non a 50 anni, 60 come adesso, padri di famiglia, bisogni tutto sommato facilmente decifrabili, rappresentabili. L'operaio massa cosiddetto, no? La centralità operaia che qualcuno esercitava in modo ideologico, stupido, però in realtà c'era nella società, nell'economia. I produttori erano importanti, mica i consumatori come oggi, i produttori, no? Quelli che lavoravano nelle linee, insomma, no? C'erano tanti diritti da conquistare, per cui nella sfiga di una situazione a volte terribile in fabbrica, però eravamo facilitati da questi forti ancoraggi che c'erano. Poi le cose sono cambiate radicalmente, e c'era un'unità d'azione anche, perché quando c'è una rappresentanza collettiva di interessi omogenei è più facile essere uniti, no? Poi cambiò qualcosa nell'economia, nel mondo del lavoro, come è noto. La politica da sinistra anche si innamorò di principi neoliberali, perché le crisi sono sempre culturali prima che economiche e sociali. Non è molto marxiano questo, ma è così. E siamo in queste condizioni. Io credo che fare oggi il sindacalista sia molto più difficile, non più duro, no, più duro un bel niente, no, molto più difficile che, come dire, di quando lo abbiamo fatto noi, per queste ragioni sostanzialmente, per altre ancora, ma mi taccio perché le ore qua sono poche, no? Dovessi fare un ragionamento di quali sono le differenze fra, per un sindacalista di oggi e un sindacalista del passato come noi, facendo una scommessa che credo di perdere, grosso modo tutti e due avranno scarsi 2 chili di cervello, con le stesse capacità sensoriali, la stessa capacità di ragionamento. Soggettivamente non è cambiato nulla, è cambiato il contesto. Il contesto si è imbarbarito. Io sono figlio di una storia di questo paese nel quale esistevano le scuole di pensiero politico
la capacità di immaginare, di prefigurare un mondo diverso, immaginare di poter cambiare, immaginare che potesse far parte delle corde della democrazia, intervenire con tutte le risorse intellettuali, umane e quant'altro per cambiare. Credo di dover dire che l'elemento che stiamo vivendo dà per scontato la vittoria di un unico modello, quello dei consumi, quello capitalistico, consumistico, quello che diceva Roberto prima, ha seminato vittime, perché si è immaginato che quel modello di massimo benessere, massimo consumo possibile fosse alla portata di tutti. E siccome non è alla portata di tutti, questa società sta incrementando le disuguaglianze e le ingiustizie, ma quelle non li si affronta, si preferisce metterle in ombra e esaltare gli elementi invece di ritenuto vantaggio. Il sindacato ha un solo compito: se si separa da questo è finito. Il sindacato deve essere una struttura a fianco e dentro i ceti deboli. Deve prendere la parte ultima della società, deve immaginare che seguire il destino già segnato in qualche modo da quel punto di vista sia un elemento democraticamente ribaltabile. Questa è la differenza. La differenza principale è un elemento di contesto. Quando si dice il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, si parla di un passaggio buio della storia del nostro Paese, che non è mai stato sufficientemente indagato. Un elemento che ha interessato la politica, ad esempio, è stato il passaggio di attenzione dall'economia alla finanza. La politica si è innamorata della finanza, la finanza consentiva una velocità di concentrazione del potere e del possesso straordinariamente alta. Anche insospettabili pezzi di storia del nostro paese si sono orientati da quella parte. Io da sindacalista ho visto spostarsi per quasi 10 anni il faro dell'attenzione sulla classe lavoratrice e l'economia ad altre stanze buie. Questo ha prodotto dei disastri terrificanti. Forse nessuno di voi ricorda un passaggio importante per il Friuli. Voi vi ricordate quando Udine è diventata terra di conquista di tutte le banche italiane? Ogni banca italiana ha aperto sportelli a Udine. Il ragionamento della finanza era quello di immaginare che avremmo potuto aggredire i paesi dell'est che erano in crisi dopo la caduta del muro di Berlino. Errore tragico. Quei paesi sono entrati in crisi per una serie di ragioni immaginando che l'Europa fosse già un punto di riferimento, e l'Europa aveva già cominciato con questi paesi a trattare il loro ingresso. Noi li abbiamo considerati come terra di conquista. Abbiamo schierato tutte le nostre banche immaginando di poterci prendere e papare i paesi dell'est, però una stupidaggine colossale. Ma la domanda vera che non ci siamo posti: tutti gli investimenti sul piano finanziario di quegli anni lì in cui sembrava che noi dove sono andati? Quanto ci sono costati? Cosa hanno prodotto? C'è un silenzio su queste questioni. Il silenzio che io temo è che ancora probabilmente l'interesse verso la finanza è più forte di quello dell'economia. Noi chiediamo dal sindacato, lo abbiamo fatto, 2 scioperi generali contro il parere di tutti quanti, dicendo sia l'economia. L'economia è un elemento visibile, l'economia vuol dire alzarsi alle 5 di mattina, fare fatica, lavorare, produrre, vedere un oggetto, venderlo, quant'altro. La finanza è un elemento straordinariamente impalpabile, che determina la combustione rapida di quantità di denaro realizzate sul risparmio e sul lavoro con una velocità incredibile. L'attuale ruolo della finanza è il nemico del benessere, è un elemento di concentrazione di potere talmente disastroso che mangia il ruolo delle strutture intermedie, quelle della mediazione, quelle del tentativo di... Questa è la differenza. La generazione nuova dei sindacalisti ha vissuto sotto questo fungo, ha dovuto vivere anni di crisi, ha dovuto solamente dividere malinconie in un contesto che ha visto completamente cambiare il governo. Io spero che questo Paese riprenda il senso dell'orientamento e rimetta al centro dell'attenzione alcune cose valide. Lo si diceva prima, io non sono stato metalmeccanico, l'ho detto nel libro. Il mio approccio con il sindacato è stato un approccio ideologico, ma non per conservazione del mio interesse, ma perché evidentemente ero ritenuto interessante in quel periodo. Ma l'elemento identitario vero che noi dovremmo tentare di difendere è che noi siamo stati una parte importante di questo nostro amato Friuli e intendiamo continuare ad esserlo, non come un elemento di transizione ormai finito.
la lettura di queste grandi esperienze, guardo i volti di qualcuno di voi, voglio dire, guardo Bruzio e penso ad alcune persone con nome e cognome che hanno costruito la nostra realtà, rispetto alla quale sembra che l'attenzione sia caduta, ma questi sono pezzi di storia ancora vivi, sono elementi che possono ancora, e non per incensare quello che si è fatto, ma non esiste futuro e non esiste presente se non esiste il passato. La lettura del passato è fondamentale. Ormai ciò che è stato viene considerato inutile, c'è una fase di passato. Io rabbrividisco ogni volta che vedo questi salti, perché le pagine di storia scritta e gli insegnamenti che ne derivano sono talmente importanti che meriterebbero attenzione. C'è troppa fretta nel masticare alcune robe. L'elemento identitario nel quale credo di riconoscermi è la storia di questa terra. Per me il Friuli è l'elemento identitario più importante, come elemento che ha retto il mio impegno, eccetera, e credo di poter dire non sono mai stato accomodante, neanche con i miei vertici, anzi più di qualche volta ho rischiato la ghirra perché non mi sono mai annodato la lingua e non intendo neanche farlo adesso. Io non so se era meglio una volta, se è meglio adesso. So che è cambiato tutto, molto, moltissimo, non so tutto, moltissimo. L'approccio che abbiamo avuto noi era quello che diceva Nando adesso, insomma, no? La formazione del pensiero, la scelta politica era una costante che ti vedeva impegnato dentro la fabbrica, nell'attività sindacale, e poi per quelli come me c'era anche l'attività di partito, del Partito Comunista. E tu ti misuravi in entrambi i campi, con la realtà che avevi di fronte, e da lì traevi, insomma, quelle che potevano essere poi le tue scelte. Ora, non era facile, perché anche all'epoca noi correvamo i nostri rischi a fare attività sindacale. Se penso a tutta la parte prima dello Statuto dei diritti dei lavoratori, e a voglia a fare le assemblee pagate in fabbrica, ma talostarie, quando andava bene, o nelle sedi del sindacato quando potevi, per cui c'era notevole difficoltà a organizzare la classe operaia in un'esperienza sindacale che la grande svolta è quella lì, con lo Statuto dei diritti dei lavoratori, le grandi lotte operaie, che ci sono state anche in Friuli, altro che, insomma, no? Che hanno segnato e contrassegnato anche poi l'esperienza del Friuli. La crisi, se tale si può definire, il cambiamento, è quello che veniva detto adesso, insomma, no? Viene meno la centralità del lavoro, ma non del lavoro astratto, che non esiste. La centralità del lavoro intesa come centralità dei lavoratori, di chi in carne e ossa produce e attraverso la sua attività di produzione produce valore aggiunto e mantiene l'insieme della società, insomma, no? Di uno dei protagonisti principali del benessere collettivo. Viene meno questa centralità, che prima di tutto è una centralità politica, poi è una centralità culturale, se volete anche una centralità ideale, e scendono in campo altri elementi, altri soggetti, e c'è tutto questo discorso sulla finanza, che ti porta dopo a un modello di mondo. Noi perché eravamo anche incazzati, davamo l'anima, correvamo i nostri rischi e i carabinieri ci correvano dietro, perché volevamo un altro mondo, un altro tipo di società, pensavamo a qualcosa che fosse diverso da quello che stavamo vivendo, e quindi ci sentivamo anche impegnati, insomma, in questo lavoro di costruzione di una realtà, non dico di un mondo nuovo, ma comunque di una realtà più giusta, di una realtà dove le ingiustizie fossero minori rispetto a quello che era. Tutto questo dopo un poco viene meno, insomma, si acquisisce come modello universale di sviluppo il capitalismo, il liberismo, chiamiamolo come volete, e allora tutto va ricondotto dentro questo alveo. E lì ci si perde, insomma, no?
perché non saremo mai noi a determinare niente quando insomma tutto ritorna nella stanza dei bottoni, calcando un bottone tu determini i destini di milioni di persone, non c'è. E allora c'è da riconquistare un protagonismo, c'è da riconquistare una conflittualità, c'è da darsi degli obiettivi che siano all'altezza dei tempi che viviamo. E io penso che questo sia un lavoro faticoso, non sia una roba che si improvvisa. Chissà quanto tempo passerà ancora per ritornare a mettere. Però insomma io ho anche la speranza, sono anche ottimista rispetto alle nuove generazioni, ai nuovi movimenti. C'è un fermento comunque in questa società qui che va considerato e va visto, secondo me, va tenuto in considerazione. Per cui sì, per noi una pagina si è chiusa, la nostra, non si sono chiuse tutte le pagine, resta da camminare ancora. Noi abbiamo fatto un pezzo di strada, saranno altri a fare i prossimi, futuri pezzi di strada, però c'è anche un discorso di continuità, insomma, che lega, un filo che lega le nostre esperienze a quelle dei sindacalisti di oggi, insomma, che secondo me devono stare anche, perché come diceva Nando, insomma, come fai a parlare di futuro se non hai presente quello che è stato il tuo passato? E quindi io ho anche fiducia rispetto a come avremo di fronte la società, le battaglie che dovremo fare. Magari cambieranno i protagonisti, ripeto, magari in un mondo di anziani gli anziani saranno più protagonisti, però insomma la sostanza è quella lì che non si perde, insomma, non ci perdiamo per strada. Grazie. E adesso faccio un cambio della guardia proprio per parlare dell'oggi e del domani, e quindi cedo il testimone della conduzione a Elena, invito anche la professoressa Brollo e i tre segretari. Passiamo allora alla seconda parte, che però d'intesa con Rossano Cattivello abbiamo deciso di introdurre con qualche ragionamento, forse almeno per parte mia anche qualche provocazione, da rivolgere tanto agli autori di queste confessioni quanto ai così definiti sindacalisti di oggi. Ecco, io riporto la definizione di voi che è stata data. Ecco. E il tema di cui mi occupo io è il tema dell'autonomia. Io sono una studiosa delle istituzioni, di come il diritto, cioè, dovrebbe disciplinare la politica o come non riesce a disciplinarla a volte. E vorrei affrontare con voi subito frontalmente un tema che è stato lambito tangenzialmente anche negli interventi che ci sono stati nella prima parte, cioè che cosa significa fare attività sindacale, fare lotta sindacale, impegnarsi comunque come sindacalisti in un determinato contesto territoriale. E questo quesito che io mi sono posta e rispetto al quale mi piacerebbe appunto avere una risposta sia da parte dei vecchi che dei nuovi, diciamo così, deriva da una riflessione che ho fatto, e cioè quella del rapporto che secondo me lega in modo molto stretto economia, società e territorio. Cioè non si può pensare che le attività produttive possano essere calate al giorno d'oggi su un territorio e su una comunità che rappresenta un elemento inerte, passivo. Perché, almeno per come la vedo io, da profana, ripeto, di studi di economia e anche di studi di diritto del lavoro, se non di universitaria memoria, tra i fattori produttivi sono importanti sì le materie prime, è importante sì il capitale finanziario, è importante sì il generico concetto di manodopera, ma l'elemento più importante, e aggiungerei oggi più che mai, è il capitale sociale, ovvero sia quell'insieme di rapporti che si vengono a produrre all'interno di una comunità e su un determinato territorio
che fa sì che la produzione sia valorizzata da un insieme di esperienze, di sapienze, di modi di essere. Insomma, in tutti quei casi in cui si crea, attraverso un capitale sociale di qualità, una sorta di coralità produttiva. Ed è quella, per esempio, che è stata evocata da chi mi ha preceduto in relazione al cosiddetto modello Friuli. Lì c'è stata una coralità produttiva, lì c'è stata una cooperazione. E secondo me, proprio in virtù dei corsi e ricorsi storici, siamo adesso ritornati lì. Perché se i fenomeni di proiezione su scala globale della ricchezza in un primo momento avevano cancellato la dimensione territoriale e avevano imposto il primato del singolo e del profitto, punto, adesso, con tutte le crisi economico-finanziarie, sanitarie che abbiamo vissuto, sembra che inducano un processo di tipo inverso, cioè si riscopre la dimensione territoriale, si riscopre la dimensione locale, perché si capisce che diventa una dimensione di supporto infungibile per lo sviluppo, per la competitività. E poi perché è anche quella dimensione, come è stato più volte ricordato, che consente, questa volta sul piano possiamo dire immateriale, di ricomporre un senso di appartenenza identitaria. E allora, se queste sono le premesse da cui è partito il mio ragionamento, mi preoccupano un po' le parole che ha scritto Gino Dorigo e che vorrei leggervi perché me le sono proprio stampate. Ma lei sa che con tante volte che ci siamo parlati di sti temi è una preoccupazione relativa. Lei scrive: battaglioni di sindacalisti nostrani si esercitano ogni giorno su come salvare il mondo, ma non hanno la più pallida idea di dove sono ad abitare, cioè di come la condizione di autonomia speciale, aggiungo, incida sul funzionamento degli enti locali, sul governo del territorio, sulle politiche industriali, sociosanitarie, assistenziali, su come tutto ciò ricada sulla qualità della contrattazione sindacale, sull'occupazione, sull'economia, sugli investimenti, sulla reale capacità di rappresentanza del sindacato nella prospettiva di un nuovo patto di cittadinanza. E qui sta il punto. E la mia domanda / provocazione. Considerati gli spazi che la nostra autonomia speciale ci consentirebbe di utilizzare, il sindacato oggi, anche sulla scorta delle esperienze del passato, è pronto ad accettare la sfida di farsi parte attiva nella costruzione di un concetto nuovo di cittadinanza regionale? Un concetto cioè in cui la comunità del Friuli Venezia Giulia si riconosca l'idea di società, di democrazia, di buon governo, di diritti che ci contraddistinguono, oppure no? E da questo punto di vista richiamo anche quello che diceva Ceschia, in particolare in un passaggio del ragionamento che faceva prima, di cui condivido le premesse, ma mi permetto di non condividere, diciamo, le conclusioni. La premessa che condivido è: in questo momento manca drammaticamente la politica. E questo lo si sente ovunque. È vero che, diciamo, nel più recente passato i corpi intermedi sono stati spazzati via. Non condivido la conclusione dove Ceschia prima diceva: se manca il livello apicale, i corpi intermedi non servono a niente. Tutt'altro. Io penso che proprio perché manca il livello apicale, i corpi intermedi abbiano il dovere di colmare certe lacune, di colmare certi vuoti, e che soprattutto in questo momento storico una componente così fondamentale del capitale sociale della nostra regione, come sono i sindacati che operano nella nostra regione, non possa sottrarsi, ripeto, secondo me, all'imperativo morale di aiutare la comunità regionale a investire su se stessa.
anche prendendola per mano e facendole fare certi percorsi che la politica non le fa fare. Quindi questo in estrema sintesi, e per non sottrarre tempo ulteriore agli altri relatori, la mia domanda e forse anche la mia provocazione. E cedo subito la parola a Marina o Rossano, preferivi? Bene. Perché se non rispondiamo subito ci dimentichiamo la domanda a provocazione. Allora, prego. Beh, insomma, a domanda lunga è necessaria ovviamente una risposta in sintesi, no? Se non altro per il tempo che abbiamo a disposizione. Io partirei da un dato: la territorialità, l'autonomia, tutta una serie di passaggi che io vivo qui dal 1979. Io sono venuto qua proprio subito dopo il terremoto e ho vissuto, da siciliano oramai friulanizzato oltre il doppio della mia esistenza, tutte le fasi, tutti i cambiamenti di questa popolazione. Io mi ricordo che c'erano al mattino queste ragazze che con le biciclette al freddo andavano a lavorare, cose che non avevo mai visto. Io non avevo mai visto il ghiaccio a pavimento. Quindi sono tutte cose che poi nel corso degli anni ho avuto modo di capire, ho avuto modo di vedere, sempre per la sintesi, come è cambiato e quante cose abbiamo perso. C'era la comunità, si parlava di tutto, si parlava di politica, si parlava di sindacato, c'era un clima di coesione forte. Nel corso degli anni però ho visto che poi quando Ceschi mi ha chiamato nel sindacato nel 92, in piena Tangentopoli, evidentemente per necessità una parte di questa autonomia si è persa, forse per una logica. Gli investimenti sono arrivati i soldi, c'è stato un grande lavoro, credo unico, almeno in Italia, per la ricostruzione, per la serietà e l'onestà con la quale le cose sono state fatte. Nel sindacato inizialmente c'era un modo di fare sindacato che riusciva a mettere insieme i lavoratori su tutto. Gradualmente poi si è perso, quando si dice la politica, che ha mollato il suo mestiere, è diventata, come dire, si è messa al servizio della finanza, perché probabilmente è più comodo. Noi abbiamo iniziato a perdere pezzi di autonomia e di economia, tant'è che oggi, noi nella nostra regione, ma in particolare nel Friuli, siamo invasi da aziende multinazionali, fondi di investimento che hanno acquistato le nostre aziende storiche. Se parliamo di come mettere insieme i lavoratori e fare sindacato oggi, perché è difficile? Perché abbiamo da un lato ancora una parte delle aziende che è il datore di lavoro di qua, che resiste, che dialoga, che ha l'autonomia di fare certe cose, dall'altra parte c'è un datore di lavoro invisibile, che è la multinazionale che ha acquistato l'azienda, che ha una gerarchia interna, che ha creato un sistema pericolosissimo. C'è la finanza, paga, fa economia, ma ha creato il pensiero unico. Così come la politica ha perso il potere dato in mano al capitale il pensiero unico, che significa questo. Cari sindacalisti, se parlate come dico io va bene, ma se parlate troppo vi tolgo la parola. L'informazione, l'aver aggredito l'informazione, aver acquistato l'informazione da parte del sistema, io lo chiamo padronale, significa questo. Se non ti posso contrastare ti tolgo la parola e anche la telecamera. E questo significa che noi oggi dobbiamo fare quelle politiche di aggregazione delle persone, convincere le persone su temi importanti nelle fabbriche. È faticoso, perché la parte più anziana ancora ci aiuta, capisce, ma i giovani non hanno memoria storica. I giovani sono vittime della precarietà, non vedono un futuro. Ai giovani gli è stato tolto tutto. Ai giovani gli è stato detto che se forse sei di sinistra sei dalla tua parte giusta, ma la sinistra non c'è più. Io sono anni che cerco di trovare, io non la vedo. E non può essere sinistra quella del Jobs Act. Non è quella che toglie diritti e soldi ai lavoratori. Quella convinzione che togliendo soldi e diritti ai lavoratori si potesse sviluppare l'economia e creare più occupazione è fallita. È fallito un pensiero, sono falliti quegli economisti che hanno fatto scuole di pensiero e dettato regole alla politica per fare queste cose. Io ricordo che dal 70, quando nacque lo Statuto dei lavoratori, il paese è cresciuto e sono cresciuti i diritti. Dopodiché, tolti i diritti, l'economia è regressa. Siamo andati in regressione, quindi non ha funzionato un modello. È vero, lei l'ha detto prima, la globalizzazione è fallita. Bisogna prenderne atto e bisogna cominciare a rimettere in piedi un percorso che non è neanche difficile. Anzi,
molto favorevole. Si riparte dal basso e le regole alla politica gliele possiamo dare noi, perché è disordinata e non ha programmazione, semplicemente dicendogli di fare le cose per come si deve, per rendere un popolo unito e non disgregarlo per convenienze politico-personali. Non la faccio più lunga perché sennò... Io partirei l'autonomia della nostra regione. Se ne parla tanto nei convegni, nelle sedi universitarie, però alla fine con i nostri iscritti noi ne parliamo, con i cittadini che riusciamo ad avvicinare e a raggiungere, ma sono molte volte parole che rimangono nell'aria, rimangono a 1 metro di altezza, non vengono approfondite in modo particolare dalle nuove generazioni. E come dicevano prima i nostri 3 colleghi, hanno fatto grandi battaglie, no, per delle conquiste nel mondo del lavoro, grandi battaglie che per noi che abbiamo iniziato a fare i sindacalisti dopo gli anni 70, dopo gli anni 80, anche il mercato del lavoro è cambiato e sono cambiate anche le esigenze all'interno delle aziende e cambia anche il nostro modo di operare. L'autonomia si parla tra di noi, ma forse non si capisce il valore della parola. Forse quando la perderemo riusciremo a capire che cosa significa l'autonomia. Se ne parla poco anche con la politica e molte volte non riusciamo a creare delle leggi sia per la nostra economia, per la nostra regione, per tutti i settori, dal mercato del lavoro, per la sanità, anche per le finanze, perché veramente attraverso attraverso la nostra regione potremo legiferare, no, in modo autonomo e creare delle leggi ad hoc per la nostra regione, per il nostro mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro è cambiato, e in modo particolare per i giovani, per la precarietà del mondo del lavoro dei giovani, ed è qui che noi dobbiamo insistere, partendo proprio anche dalle scuole e spiegare bene che cosa significa autonomia. A integrare, però cercando di restare nel tema vista la complessità della domanda, no? Intanto io le rispondo, ma se poi mi garantisce un bel voto, perché altrimenti decido di parlare di ciò che voglio io piuttosto che di ciò che vuole lei, battute a parte. E io vorrei in premessa rifarmi un attimo ai ragionamenti sviluppati poc'anzi, quando al tavolo c'erano ancora Gino, Roberto e Ferdinando. Perché se siamo qui adesso come sindacalisti dell'oggi, perché ci sono stati sindacalisti di ieri. Quindi è evidente che diventa complesso stabilire quale sia la difficoltà maggiore nei 2 contesti, perché né io ho vissuto quello, ma neanche loro hanno vissuto questo, poi è vero che sono arrivati a ricoprire attivamente il ruolo fino a tempi recentissimi, quindi in realtà mentono sapendo di mentire, perché l'oggi l'hanno conosciuto, insomma. La storia è sicuramente più appassionante della cronaca, però condivido quanto ho sentito prima, cioè ci sono degli elementi di contesto che hanno reso più complicato, diciamo, l'esercizio, quale soprattutto quello di individuazione delle sintesi, perché esaurito il periodo della massificazione dei bisogni, quello a cui faceva riferimento Roberto prima quando parlava dell'operaio massa, oggi noi cerchiamo di individuare una sintesi all'interno di una moltitudine, passatemi il termine, dove la massa è semplicemente sommatoria di individualità. Questo, se vogliamo, per deriva culturale, perché i tempi sono cambiati, perché c'è questa illusorietà di una complessità di bisogni che in realtà non esiste, a mio avviso, perché hanno semplicemente
indotto un errato pensiero, ovvero quello che il superfluo diventi necessario, primario, eccetera, e quindi le persone sono portate a riconoscersi in questo, è venuta meno una consapevolezza di appartenenza di classe, per dirla alla vecchia, no? È evidente, ma non è che per questo la classe sia scomparsa, è cambiato semplicemente il contesto. Se a questo aggiungiamo la volontà di disintermediazione di quella politica che oggi non produce alcunché, piuttosto che, qui lancio io la provocazione, già la seconda domanda, no? Al cambiamento che è avvenuto nel diritto del lavoro, perché abbiamo vissuto una prima fase nel secondo dopoguerra dove, come dire, il legislatore tentava di bilanciare ciò che bilanciato non è, e mentre adesso siamo ormai da quasi 2 decenni dentro un periodo in cui il legislatore tenta di smontare, e ci riesce anche spesso e volentieri, quello che era stato costruito prima. Quindi tutte queste concomitanze insieme ci rendono l'esercizio più difficile, soprattutto l'individuazione della sintesi e quindi della proposta. Poi lei parlava di territorio, di interesse del territorio, di autonomia, di regione a statuto speciale. Beh, allora cosa pensiamo? Lo dico al plurale perché in realtà, per fortuna, il sindacato friulano riesce a preservare l'unitarietà nell'intenzione. Non perché ci difettino le differenze, ma perché siamo ancora convinti che l'individuazione di una sintesi possa produrre risultati migliori per le persone che rappresentiamo, perché le persone che rappresentiamo ci chiedono questo. Allora non solo condividiamo che il sindacato debba, in una fase come questa, tremenda, di transizione, neanche post-pandemica addirittura, dove stanno per arrivare ingenti risorse, dove evidentemente un buon utilizzo delle stesse potrebbe incidere nella prospettiva sul modello, dentro e fuori le fabbriche, e noi riteniamo di dover dire la nostra, certo, e lo stiamo facendo, nel senso che abbiamo innescato mesi or sono, faticosamente, un'iniziativa unitaria, abbiamo incontrato tutte le organizzazioni datoriali, una per una, abbiamo incontrato i vari partiti che hanno risposto alla nostra richiesta di incontro per illustrare quello che noi immaginavamo nella prospettiva di questo territorio, e adesso stiamo tentando di costruire un'ulteriore sintesi più avanzata e completa con le organizzazioni datoriali, tant'è che in queste settimane abbiamo prodotto più incontri per individuare una sintesi da porre all'attenzione della Regione. Ma perché? Perché ci è evidente il vuoto della Regione, perché per investire sul capitale sociale di una comunità e di un territorio bisogna avere un'idea di comunità che evidentemente non c'è più. Le ho risposto? Bene, adesso la parola a Marina Brollo, che nota, credo, al pubblico, è l'ordinario di diritto del lavoro del nostro Dipartimento, che senz'altro avrà degli stimoli molto efficaci da sottoporre ai nostri ospiti. Grazie. Beh, innanzitutto voglio ringraziare Rossano Cattivello per questa occasione che ci ha regalato e per l'attenzione che ci dedica il Friuli, che è importante e preziosa per il nostro Dipartimento e per le nostre attività. Quindi più che provocazione cercherò di individuare alcuni elementi di contesto che tengono assieme la prima parte del tavolo con questa seconda. Allora, io mi riconosco in entrambe, sono un po' nella stagione di mezzo, nel senso che mi riconosco benissimo nei discorsi sull'identità friulana, sulla passione per il lavoro, sulla passione per il mio lavoro. Voi siete sindacalisti, io sono professoressa, ma entrambi abbiamo una specie di missione rispetto ai giovani, rispetto al cambiamento del mondo. E soprattutto mi sento di condividere la vostra esperienza per quello che è stato il terremoto. Da gemonese avevo 16 anni, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi ho ben presente qual è stata quella situazione. Perché la ricordo? Perché io sempre più spesso ho questa impressione che c'è un'analogia tra la cosa locale, nostra, il cambiamento, le trasformazioni del terremoto con la cosa globale che stiamo vivendo adesso, la pandemia. Quindi non mi sta scioccando perché
già avevo fatto pratica. E come allora vedo che cosa? Come allora vedo la tragedia, la crisi, la perdita del passato, il rimpianto delle cose che c'erano, ma come allora vedo anche occasioni, opportunità di cambiamento. E una cosa che non abbiamo detto, ma che è importantissima, dal terremoto è nata l'Università di Udine. Quindi è nata una cosa preziosissima che ci permette oggi di essere qua. Siete in tantissimi voi del sindacato, ma abbiamo un'alta rappresentanza dei nostri dottorandi di ricerca che tra l'altro si stanno occupando proprio di questi temi. Quindi all'Università di Udine si studia il futuro del sindacato, dei diritti sindacali. Tra l'altro la professoressa Filì sta proprio finendo di confezionare un bellissimo saggio sull'impresa multinazionale e sui diritti sindacali e su come la globalizzazione paradossalmente renda più importante il territorio, e quindi si aggancia con i discorsi che abbiamo fatto. Allora, in questo contesto, se abbiamo queste analogie tra la crisi del terremoto e la crisi della pandemia, ci sono sicuramente delle differenze. Io mi ricordo benissimo lo slogan "prima le fabbriche", oggi non possiamo dirlo, oggi c'è prima la sicurezza, prima la salute, e non è un caso che proprio su questi temi, a mio parere, siano riprese le prove di dialogo. Io assisto con piacere a prove di neoconcertazione, cioè a livello nazionale sul tema più alto della salute e della sicurezza vedo un fecondo dialogo. Quindi un passaggio anche da un atteggiamento di lotta, di contrapposizione, a un passaggio di partecipazione, di responsabilità. E in questo vedo anche bagliori di futuro per quello che potrà essere il cambiamento del nostro mondo del lavoro. E allora vi anticipo subito, la mia domanda è su come le attuali trasformazioni stanno incidendo sul sindacato, sul suo ruolo, tenendo presente che purtroppo la trasformazione, cioè i fattori di cambiamento non sono solo la pandemia che noi stiamo vedendo adesso in modo brutale, ma c'è anche, l'abbiamo già ricordato, la globalizzazione, la concorrenza, le multinazionali e soprattutto, oggi non l'abbiamo citato, ma secondo me è il cambiamento più pervasivo, più veloce, più traumatico per noi che non siamo millennials, c'è l'impatto tecnologico, l'innovazione tecnologica che in modo rapidissimo all'interno di queste generazioni ci sta cambiando non solo il modo di lavorare, ma anche il modo di vivere, e quindi siamo disorientati, spauriti, abbiamo paura del futuro, tutti quanti. Non solo, ma noi diciamo che siamo una delle regioni più vecchie d'Italia, quindi sicuramente dobbiamo preoccuparci del problema dell'active aging, come accompagnare gli anziani in un percorso di vita più lungo. E anche questo è un tema di ricerca del nostro gruppo del Laboratorio Lavoro. Sempre la professoressa Filì fa parte di un gruppo di ricerca internazionale che opera in Ateneo. Ma dicevo, ci preoccupiamo degli anziani, ma dobbiamo anche aver presente che la demografia, il cambiamento demografico porta a far sì che ci sarà anche un fortissimo turnover, e penso in particolare alle pubbliche amministrazioni. Quindi inevitabilmente, anche se ci sono pochi giovani, entreranno nuovi giovani nel mercato del lavoro. Ma noi non riflettiamo mai abbastanza su questo dato, che sono persone nuove, che sono persone che possono avere diversi valori culturali, possono avere diverse esigenze, desideri, possono portare dei cambiamenti nel vissuto del lavoro, nel valore del lavoro. E quindi voi sindacato non potete più avere a riferimento il lavoratore, il Cicuti, la classe operaia standard, i valori standard, ma già lo si è detto, dovete accettare la sfida delle differenze. Tra l'altro questo è uno slogan che ha lanciato Massimo D'Antona nel suo convegno qua a Udine nel 1991, e sono orgogliosa di dirlo che l'ha detto qua. La sfida delle differenze, cioè fare una sintesi tra individualità che sono sempre più diverse, che possono avere
diverse esigenze. Chiudo ricordando qual è per me attualmente il banco di prova di tutti questi cambiamenti, qual è la grande sfida che abbiamo avanti adesso. È quella che noi chiamiamo smart working, che il legislatore chiama lavoro agile, quell'esperienza di lavoro che brutalmente abbiamo provato, che anche noi come docenti da una settimana all'altra ci siamo costretti, ci siamo trovati a fare lezione in aula senza avere la preparazione culturale, metodologica, avendo gli strumenti ma non il metodo nuovo, non lo stile. Quindi siamo tutti disorientati. Allora, di fronte a questa nuova modalità di lavoro, che cosa fa rispetto al vecchio lavoro? Adesso lasciamo perdere l'esperienza attuale con i suoi aspetti positivi e negativi, ma che cosa fa sostanzialmente? Rende tutto più flessibile, rende flessibile non soltanto il luogo di lavoro, che è la prima cosa che noi vediamo, ma rende soprattutto flessibile l'orario di lavoro, ed è lì che si gioca la nuova partita, in cui il lavoro ridiventa di nuovo non solo un problema a parte, non è solo un problema di orari di lavoro, ma ritorno a quelle cose che noi abbiamo discusso in passato, anche i tempi delle città, anche il costruire le città tenendo presente delle diversità, in primis tra uomo e donna. E quindi ritornano quelle grandi differenze e quelle grandi diseguaglianze che ci sono nella nostra società e che il virus ha affamato, come ha detto la compagna vicino lontano. Non c'è dubbio che il Covid ha aumentato le diseguaglianze tra lavoratori e lavoratrici, tra anziani e giovani, tra nativi e immigrati, e quindi dovremo avere il coraggio di fare sintesi tra esigenze, desideri diversi. Il coraggio di farlo anche in un contesto di parole d'ordine diverse. Allora, abbiamo ricordato lo statuto ha 50 più 1 anni, è per noi un vessillo, noi siamo cresciuti sullo statuto dei lavoratori, quindi io credo che ancora per lungo tempo portiamo dietro la traccia, l'impronta, però siamo già nella fase post. Siamo in una fase in cui capiamo che cosa stiamo perdendo, ma non riusciamo a vedere bene che cosa possiamo conquistare di nuovo. Ecco, e chiudo, i diritti che secondo me sono da conquistare, sono bagliori di futuro. C'è sicuramente le questioni collegate all'orario di lavoro, quindi il problema della connessione-disconnessione, e c'è soprattutto il problema della formazione. E quindi torno a quell'invocazione che voi avete fatto: vi manca la scuola politica, ma secondo me vi manca anche la scuola sindacale, vi manca anche la possibilità di riqualificarvi, di avere l'occasione di formarvi e aggiornarvi sulle cose. Ed è questa, noi come università figlia del terremoto, è la sfida che stiamo affrontando ora, di costruire dei mini master, delle cose non così impegnative come il master, dei percorsi che non chiedono la laurea, ma che chiedono la voglia di rimettersi in gioco, la voglia di imparare quello che di nuovo sta succedendo, le nuove trasformazioni. Quindi allora abbiamo la stessa identità, se vogliamo cambiare, fare qualcosa assieme, noi ci siamo. Grazie Marina, e un breve giro. Sì, lei ha messo sul tavolo tante cose, io però voglio fare giusto un esempio. Allora, noi sindacalisti veniamo accusati di essere conservatori perché difendiamo i diritti. C'è una scuola, un pensiero che ci accusa di questo. Allora i diritti poi li hanno tolti per legge, senza trovare intese col sindacato. Io non credo che la gente sia più felice per questo. Tutti i pacchetti di riorganizzazione sul mondo del lavoro, di come vivere l'azienda, sono tutti pacchetti confezionati a tavolino, ma che non tengono conto di come è la vita quotidiana di ogni lavoratrice e di ogni lavoratore dalle 8 del mattino alle 18 di sera. Ci sono sovraccarichi di lavoro, ci sono atteggiamenti di natura mobbizzante che creano malattie professionali e assenze dal lavoro tantissime.
Ci sono straordinari non pagati a dismisura nell'ambito impiegatizio e di altri lavori. Sono morti 2 anni fa, no, un anno fa, 1200 persone sul lavoro. Si parla di sicurezza, ma la sicurezza è una burocrazia. Non c'è un dato di fatto che poi ci consente di mettere in pratica come la bella salvaguardia della vita delle persone, perché abbiamo perso l'affidamento con gli organismi istituzionali che fanno politica. Sulla vita delle persone non c'è mediazione. Allora funziona così. Il datore di lavoro sa da sempre che deve mettere a posto tutti i luoghi di lavoro, tutte le postazioni, perché è la legge che lo prevede. Non lo fa. Arriva il sindacato con gli RRS, gli dice le stesse cose e non lo fa. Manda la lettera agli uffici ispettivi di vigilanza, vanno lì e gli dicono esattamente dopo 3 mesi di fare le stesse cose che noi abbiamo detto di fare prima e che il datore di lavoro sapeva 10 anni prima di dover fare. E la gente muore, si ammala sul lavoro. L'unica differenza è che il funzionario si porta un libretto, si porta a casa le sanzioni e lì finisce la partita. Quindi voglio dire, o si parte dalla realtà prima di confezionare un progetto, o altrimenti si confeziona il progetto ma la realtà è un'altra. Noi non ne usciamo fuori, perché il sindacato ha smesso di reagire in maniera sulle piazze, perché oramai, ve l'ho detto prima, la comunicazione ci denigra sempre di più. Una volta quando facevamo gli scioperi generali cadevano i governi, oggi se ne fregano. Se andiamo in piazza ci fanno qualche servizio alla meglio, ma poi finisce lì. Noi facciamo assemblee per spiegare alla gente i principi che sono più importanti dei 100 euro di qualche mese più o meno, ma la gente non ti segue, perché la sera bastano 2 minuti di un politico che ti infarina con un panino davanti, che si fa un selfie su Instagram e quel lavoratore cambia idea, domani non è più quello di ieri. Quindi c'è un dramma sul quale non se ne esce fuori, a meno che noi ricominciamo in maniera autonoma, lontani dalla politica, a scendere nelle piazze e contestare tutti quanti, tutti quelli che non sanno fare politica e che fanno danni. Vi ripeto, questi pacchetti confezionati a tavolino sulla sicurezza e sul diritto del lavoro, che non partono dalla fabbrica, dalle esigenze, sono destinati a fallire sempre. Io parto dall'ultima affermazione. Noi come parte sindacale dobbiamo sempre formarci e se anche l'Università di Udine fa dei corsi ben vengano, e penso che noi saremo i primi a iscriverci, perché noi come parte sindacale dobbiamo sempre essere informati, perché ogni giorno dobbiamo dare 1000 risposte. Ma non è solo la risposta sul contratto, sulle buste paghe, ma dobbiamo dare risposte su tutti i diritti dei cittadini, partendo dai bonus bebè, bonus che sono stati dati a tutte le parti, a tutte le associazioni, a tutti i lavoratori. Parliamo del REM, parliamo del reddito di cittadinanza. Cioè, quindi noi ogni giorno cerchiamo di informarci, perché dobbiamo dare anche delle risposte corrette. La pandemia in questo anno e mezzo ha cambiato molto il mondo del lavoro e il sindacato ha ripreso in mano un ruolo importante, perché non si è parlato solo del contratto, ma abbiamo fatto degli incontri con le parti datoriali, mettendo in primo piano la sicurezza dei posti di lavoro, come poter ricominciare dopo il primo lockdown a rientrare nelle fabbriche. Infatti anche nel nostro territorio le aziende sono state chiuse poco, e in base poi anche ai codici Ateco che avevano. Abbiamo fatto dei protocolli e noi come Friuli Venezia Giulia, prima del livello nazionale, avevamo già fatto dei protocolli per mettere in sicurezza i posti di lavoro, pensando alla salute dei lavoratori e anche all'economia del nostro territorio. C'è stata una grande svolta. Una svolta che io la definisco epocale, perché per anni si è parlato nel mondo del lavoro del telelavoro, dello smart working, e se ne parlava nella pubblica amministrazione, nelle aziende private, ma lo smart working, il telelavoro,
non veniva mai attuato, cioè c'erano pochissimi lavoratori che potevano accedere al telelavoro, ma solo nelle aziende lungimiranti, oppure quando c'era un lavoratore che aveva dei problemi di salute come malattie oncologiche, che chiedeva di lavorare da casa quando faceva le terapie. Quindi il Covid su questa tematica ci ha fatto fare grandi passi avanti, anche se un grande passo noi l'avevamo fatto nel 2017 con la legge 81, e infatti ci sono anche delle condivisioni, dissonanze, una cabala come la definisce lei, professoressa Brollo. 81 la legge sulla sicurezza nei posti di lavoro, 81 anche la legge per lo smart working. Lo smart working però deve cambiare, e noi come parte sindacale dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ma dobbiamo entrare proprio nella contrattazione, appropriarci della contrattazione. Non deve essere un contratto tra lavoratore e azienda che oggi inizia, ma dopo una settimana il datore di lavoro può dire no, il contratto lo annulliamo, ma deve esserci una contrattazione fatta tra le parti, e lo smart working deve essere inserito e normato all'interno dei contratti. Quindi un lavoro che cambia, un lavoro che lo definisco un misto tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, un lavoro che deve essere svolto al domicilio oppure in delle zone preposte, perché non sempre al domicilio abbiamo la connessione per poter lavorare. Deve cambiare anche proprio le politiche, la filosofia di cui pensiamo alla concezione del lavoro smart working. Lo smart working non deve essere il lavoro che si timbra e si stimbra, deve esserci i tempi di connessione, ma devono essere un lavoro pensato per obiettivi, non sugli orari. Perché noi abbiamo visto che in questo periodo che i lavoratori sia del privato che del pubblico lavorando da casa hanno lavorato. C'erano dei lavoratori che non potevano svolgere il proprio lavoro dalle 8 alle 5 del pomeriggio perché dove si trovavano non avevano connessione, si alzavano alle 4 del mattino e svolgevano il proprio lavoro, perché poi alle 9 iniziavano i figli con la connessione e con la DAD, poi c'era il marito e quindi c'era anche una condivisione e una divisione degli orari all'interno delle famiglie. Le famiglie hanno gestito DAD, smart working e i lavori a distanza in modo ottimale. Dobbiamo mettere dei paletti che dobbiamo fare insieme, perché quello che è stato fatto in questo periodo di pandemia, io non lo chiamo smart working, lo chiamo telelavoro, perché in modo particolare il mondo femminile ha lavorato a domicilio, insegnato ai ragazzi in DAD, quindi una lavoratrice iniziava al mattino e finiva alla sera, riposava e poi ricominciava. Quello non è lo smart working. Il smart working quindi per me deve essere normato e attraverso la contrattazione. Porca miseria, poi passiamo da un'interrogazione direttamente alla bocciatura, nel senso che se viene ritenuto così interessante metterci in piedi un master, siamo già stati bocciati. Allora, detto questo, poi ci torno alla fine. No, nel senso che la proposta è interessante, però detto questo, guardi, allora, a noi è chiaro quanto si stia vivendo un momento, in modo particolare accelerato dalla pandemia, di transizione verso un nuovo modello, no? Ormai questo è chiaro a tutti. Il mondo che verrà si svilupperà su due direttrici: sostenibilità da una parte, digitalizzazione, come dire, dall'altra. Tant'è che buona parte delle 6 missioni europee su cui si rifà il PNRR stanno lì dentro, al di là. Cioè, riduco a 2 i 6 titoli, ma è così, lo sapete meglio di me, insomma. Siete voi gli studiosi.
A noi il mondo che sta cambiando non è mai spaventato, cioè il sindacato di suo sta dentro al cambiamento. Ovviamente rileviamo la velocità del cambiamento, perché è la velocità del cambiamento l'elemento nuovo, più difficile da interpretare ovviamente perché abbiamo tempi di dibattito e di analisi che non vogliamo abbandonare, che abbisognano invece di un tempo un po' più lungo, però stiamo migliorando e metabolizziamo velocemente, tant'è che dentro a tutti questi cambiamenti, per citare alcuni titoli, siccome ci resta cara l'unità dei lavoratori, è sbagliato pensare che il sindacato pensi solo al vecchio Ciputti che timbra in fabbrica. Noi è evidente la frammentazione nel mondo del lavoro, è evidente quanto lavoro ci sia da fare per ricomporre le filiere e per dare rappresentanza e dignità ai cosiddetti nuovi lavori che fondamentalmente, insomma, definiamo virgolettandoli lavoretti perché come dire, siccome secondo noi il lavoro non può essere solo elemento di ridistribuzione della ricchezza ma anche di autorealizzazione, se di pari passo non diamo una dignità a questo lavoro, insomma, è vero che il tirare a campare può dare una mano, ma insomma è anche altrettanto vero che la contrattazione degli algoritmi piuttosto che no, sono diventati per noi temi nelle discussioni e nei dibattiti. Ma questo per rassicurarla rispetto al fatto che poi anche gli andamenti demografici ci sono evidenti, con anche le ricadute sul sistema previdenziale, sulla sua tenuta, non solo sulla società, perché per noi è un tema anche quello. Il diritto alla disconnessione lo citava lei, lo citava poc'anzi Renata, quindi come dire, a noi è evidente, perché lo sosteniamo anche nei luoghi di lavoro, quelli classici e quelli ormai così destrutturati, la strategicità della formazione continua, della riqualificazione, della capacità di rimettersi in gioco, come dire, attraverso anche la formazione, dentro a questa velocità accelerata del cambiamento. Sono tutte cose che ci sono chiare e quindi per coerenza le devo dire che se mette in piedi una cosa del genere è evidente che sfonda porte aperte, no? La collaborazione con l'Università del Friuli ci interessa e probabilmente potrei essere anche tra i primi a iscrivermi, però a un patto. Noi il problema del lavoro agile interpretato come telelavoro in emergenza l'abbiamo vissuto perché il problema non stava nel senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali o di quei lavoratori, ma stava nei datori di lavoro, e l'abbiamo capito un attimo dopo, quando è finita la fase pandemica. È scomparso il presunto lavoro agile, parlo soprattutto dei settori privati, perché finché faceva comodo mandare avanti in lockdown l'attività aziendale, tutto sommato andava bene. Nel momento in cui l'emergenza è passata, questi lavoratori che prima sono stati fatti rientrare, quindi io al corso partecipo se però ai banchi insieme a noi ci vengono anche quei datori di lavoro, del lavoro lì, perché altrimenti non contrattiamo robe di qualità, bisogna farlo in due. Allora sono d'accordissimo con una battuta. D'accordissimo nel senso che tutti pensano alla formazione dei lavoratori. Io penso che in questo caso i primi a essere formati devono essere i manager, perché è un problema di organizzazione, e poi dicevo i sindacalisti perché è anche un problema, a mio parere, di negoziazione, e quindi per non lasciare i lavoratori senza rete, se c'è una cornice che tiene assieme gli spazi per le differenze, tutto può funzionare meglio. Se me lo diceva prima accorciavo la risposta. Però ho cercato di darvi più spazio. Bene, io direi che il dibattito è stato molto ricco e stimolante, purtroppo i nostri tempi sono contingentati dagli orari di chiusura delle sedi dell'Ateneo.